Il patto per la sicurezza a Vicenza viene siglato da questa stretta di mano. Francesco Rucco e Cristiano Rosini, il sindaco e il comandante della polizia locale. I vigili incontrano il primo cittadino in questa sala del comando e dichiarano guerra a degrado, droga e criminalità. L'obiettivo è aumentare l'organico. Ho già chiesto, dato mandato agli uffici di verificare la fattibilità di un nuovo concorso per l'assunzione di vigili. L'obiettivo è di una decina nell'arco di quest'anno e il 2019, questo è l'obiettivo. Non sarà facile, chiaramente dipende molto dalle risorse e quindi punteremo sicuramente sulla priorità di assunzioni. Più vigili, ma non basta, serve anche una migliore dotazione tecnologica con nuovi strumenti da sperimentare. So che stanno strutturando questo tipo di sperimentazioni, ora darò mandato al comandante di prendere contatti con gli organi competenti per trovare appunto la possibilità di renderci partecipi a questi progetti. L'idea è quella che vi abbiamo anticipato per primi. Francesco Rucco propone Vicenza per sperimentare il taser, un generatore di scosse elettriche che rende inoffensive le vittime immobilizzandole. Il taser, qualora ci fosse chiesto come città di fare da riferimento sperimentale, siamo disponibili a farlo, su questo sicuramente. I taser sì, ma i vigili di Vicenza sono pronti anche a un'altra novità, le bodycam, telecamere che girano video in soggettiva dalla prospettiva dell'agente durante le operazioni di polizia. All'occorrenza riprendono e quindi vanno a già mettere il soggetto che potrebbe essere nervoso o reagire all'agente e gli fanno rendere conto che viene ripreso e quindi la sua azione sarà certamente classificata. Insomma, la rivoluzione è pronta, ma prima di passare al taser è il caso di risolvere vecchi problemi come il manganello che i vigili non possono ancora utilizzare. Ecco, sono argomenti che il Ministero degli Interni dovrà prendere, sia l'uno più moderno, dovrà dare una risposta chiara, sia sull'uno sia sull'altro. Nell'incontro con i vigili il sindaco si confronta, punta gli obiettivi, fissa le strategie della sicurezza in città, a cominciare da un giro di vite nei parchi con una raffica di blitz della polizia locale. Ho chiesto ai ragazzi uno sforzo affinché si possa dare una risposta ai cittadini sulla sicurezza percepita.